Ed eccoci a Noli, alla loggia della Repubblica Nolese, in questo posto davvero particolare dove tutto profuma di storia, di cultura, c'è un ciottolato stupendo e ci sono i nomi dei personaggi che sono stati molto importanti per Noli, che sappiamo essere stata per secoli e secoli una importante Repubblica marinara, e come Giordano Bruno, come Dante Alighieri. Nella loggia, in questo porticato, si vedono tutti i nomi di questi personaggi. Noli è uno dei borghi più belli d'Italia sul mare, incastonato tra Capovescovado e Caponoli. Ed ha una storia gloriosa, infatti orgogliosamente ama definirsi come una delle repubbliche italiane marinare, o meglio antica capitale della Quinta Repubblica Marinara, dal 1192 al 1797, davvero una lunga storia. Noli è conosciuta come il borgo medievale delle torri sulla riviera di Ponente. Un tempo dovevano essercene ben 72, oggi sono 4 quelle che possiamo ammirare. La più alta a 38 metri è la Torre del Canto. Qui fanno seguito la Torre del Comune, la Torre Mozzata del Peluffo e l'intoccata Torre Papone.